Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e ben trovati al nostro appuntamento quotidiano con Onda Libera. Cominciamo dalla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani e poi vediamo di approfondire uno degli argomenti del giorno, cioè il documento di economia e finanza di cui si occupa il governo. Partiamo da lì. Ma se facciamo in tempo diamo un'occhiata anche a quanto accaduto in Ungheria, non tanto per quanto riguarda i commenti generali della stampa, ma perlomeno da un punto di vista un po' diverso, quello dei quotidiani non allineati nel giudizio unanime sul voto in Ungheria. Poi c'è un capitolo giudiziario che riguarda la decisione su Berlusconi e la inchiesta sulla Banca Popolare di Milano. Ma andiamo con ordine. Intanto per la prima pagina dell'ANSA di stamani una notizia dalla cronaca: sconcerto a Bagheria in Sicilia, un neonato è stato abbandonato nel balcone di casa da una donna, è stato lasciato senza vestiti, ora è stato ricoverato all'ospedale, le sue condizioni sono ritenute serie, il piccolo è intubato, i vicini hanno raccontato alla polizia che da alcune ore sentivano il pianto di un bambino e non riuscivano a spiegarsi da dove potesse venire. Stamani la scoperta fatta dalla proprietaria di casa che ha chiamato carabinieri e il 118. Ho sentito alcuni vagiti, mi sono affacciato al balcone e ho visto il piccolo, nudo, infreddolito. Non riuscivo a capire chi potesse avere abbandonato il piccolo appena nato nel balcone. A partorire il piccolo e lasciarlo sul balcone al primo piano è stata una donna che abita nell'appartamento a fianco. A 38 anni avrebbe nascosto la gravidanza ai familiari. Adesso è ricoverata nel reparto di ginecologia dello stesso ospedale dove si trova il figlio. E sempre dalla pagina di cronaca dell'ANSA di stamani, stanotte, ieri sera, un forte terremoto tra Italia e Francia, percepito nettamente anche nel capoluogo piemontese a Torino. Nessun danno, una forte scossa di terremoto è stata avvertita in tutto il nord-ovest d'Italia. Tanta paura, come testimoniano le decine di telefonate ricevute dalle forze dell'ordine e i messaggi postati a centinaia sui social network, ma nessun danno secondo gli accertamenti di carabinieri e vigili del fuoco. La terra ha tremato alle 21:27 per alcuni interminabili secondi. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il terremoto ha avuto una magnitudo di 5.0 sulla scala Richter, con epicentro in Francia, al confine con l'Italia. Il sisma a 5 km di profondità nelle Alpi, nell'Alta Savoia, a un centinaio di chilometri da Monte Carlo. La scossa è stata avvertita distintamente a Torino e nelle altre province del Piemonte, soprattutto ai piani alti delle case, ma anche in Liguria e Val d'Aosta. Divani che si muovevano, lampadari che ballavano. Terremoto, aiuto, sono alcuni dei messaggi postati su Facebook e Twitter. A Nizza, in Costa Azzurra, in alcuni quartieri molti cittadini hanno lasciato le case nel timore di una replica della scossa. Il prefetto delle Alpi Marittime, riferisce la versione online del quotidiano Nice Matin, ha confermato l'intensità della scossa, ma ha assicurato che al momento anche in Francia non sono segnalati danni a persone o a cose. E prima di approfondire la questione del DEF, diamo un'occhiata anche a un paio di servizi pubblicati dalle testate online. Dagospia riprende un servizio di Repubblica su una delle questioni delle quali presto il governo si dovrà occupare, le nomine nelle società pubbliche. I nomi che circolano non sembrano ispirati al rinnovamento, anzi tutt'altro, e scrive oggi Repubblica, ritorna il duello Renzi-Letta, inteso come Enrico Letta, ritorna con la partita delle nomine per i vertici di aziende partecipate dal Tesoro, dall'ENI all'Enel, passando per Finmeccanica, le principali, le più grosse. Il premier Renzi ha fatto capire che intende cambiare i manager che da molti anni sono alla guida dei gruppi pubblici, ma c'è tutto un mondo lettiano, dalemiano, scrive Repubblica, con i rispettivi candidati, un mondo che è difeso e ascoltato dal dalemiano ministro dell'economia, cioè Piercarlo Padoan, che della Fondazione Italiani Europei di Massimo D'Alema è stato direttore. È stato Padoan a portarsi al ministero un pezzo della squadra di Enrico Letta, dal capo di gabinetto Garofoli, già segretario generale a Palazzo Chigi con Enrico Letta, a Fabrizio Pagani, ora capo della segreteria tecnica, ma prima consigliere economico di Enrico Letta. Entro domenica 13 aprile
dovranno essere presentate le liste in vista delle assemblee di maggio delle società pubbliche. Leggendo l'elenco dei candidati del Ministero del Tesoro, cioè del governo, si capirà chi ha avuto la meglio. Certo, il Ministero del Tesoro ha assecondato le proposte degli headhunter, i cacciatori di teste, più che per gli amministratori delegati e i presidenti, sui quali la parola di Renzi sarà determinante, sui candidati ai consigli di amministrazione delle società. Qui si trovano alcuni nomi riconducibili a Massimo D'Alema e ad Enrico Letta. Marta Dassù, già sottosegretario agli esteri, ex consigliera di D'Alema, ma anche ai vertici della Aspen Italia presieduta da Giulio Tremonti, è stata inserita nella lista per il consiglio d'amministrazione di Finmeccanica. C'è poi Filippo Andreatta, figlio dell'ex ministro Beniamino Andreatta, che con Letta, Enrico Letta, ha avuto un fortissimo legame. È in lista per l'Enel. Poi ci sono altri nomi che riportano al passato: Alberto Pera, avvocato, per diversi anni segretario dell'Antitrust; Marco Mangiagalli, direttore finanziario dell'ENI dal 1993 al 2001; il generale dell'aeronautica Claudio De Bortolis; Vincenzo Manes, imprenditore, socio di Guido Alberto Guidi, padre dell'attuale ministro dello sviluppo economico Federica Guidi. Si vedrà come andrà a finire, scrive Repubblica. Di certo lo scontro tra rinnovamento e conservazione comincia a prendere corpo. I vecchi manager resistono. Così Dagospia riprende l'articolo di Repubblica. Mentre dal quotidiano online L'Intraprendente, quotidiano diretto da Giovanni Sallusti, è da segnalare in prima pagina l'articolo firmato da Stefano Bruno Galli, professore di storia delle dottrine politiche e capogruppo della lista Maroni in Regione Lombardia. Perché chiedo il referendum per una Lombardia autonoma? Il titolo dell'intervento del professor Stefano Bruno Galli, ideologo della lista Maroni, liberale, federalista, spiega la sua battaglia per una Lombardia a statuto speciale per mettere fine al saccheggio fiscale dello Stato centrale e liberare l'energia di una regione che è leader europea per produttività. Ora o mai più, scrive Stefano Bruno Galli nell'articolo pubblicato dal quotidiano, dal giornale d'opinione dal nord, L'Intraprendente. All'indomani della fine della Seconda Guerra Mondiale, la Repubblica, durante i lavori dell'Assemblea Costituente, pose ai confini del federalismo quelle regioni che per specifiche ragioni etniche, storiche, culturali e linguistiche, oltre che per pressioni internazionali, richiedevano un inquadramento speciale nel nuovo Stato, scrive Stefano Bruno Galli, partendo dal perché si decise di creare le regioni a statuto speciale con la Costituzione repubblicana. Dietro la specialità, non solo istituzionale, ma anche di trattamento economico, si cela la condizione implicita dell'adesione allo Stato da parte di queste regioni. Queste regioni, le regioni a statuto speciale, che attualmente ancora esistono ovviamente, hanno aderito allo Stato italiano con un patto, un'adesione pattizia. Le regioni a statuto speciale sono le uniche che hanno con lo Stato di Roma un vincolo di tipo contrattuale, quel contratto scambio teorizzato da Gianfranco Miglio. Noi aderiamo allo Stato italiano a condizione che venga riconosciuta su base istituzionale ma anche economica la nostra diversità, cioè la nostra autonomia. Le ragioni di allora, dopo 70 anni, sono indubbiamente cambiate, ma non sono venute meno, con buona pace dei numerosissimi detrattori delle ragioni, delle specialità delle regioni a statuto speciale, anche perché il cosiddetto regionalismo differenziato, vale a dire l'esistenza di due tipologie di regioni in Italia, è un istituto giuridico irrevocabile, perché tutelato e garantito da accordi di natura internazionale e nel caso del Sud Tirolo addirittura dall'ONU, dalle Nazioni Unite. L'idea di proporre un referendum consultivo per sondare il grande popolo lombardo, scrive il professor Stefano Bruno Galli, sulla trasformazione della Lombardia in regione a statuto speciale è tutt'altro che illegittima, anzi al contrario, la Lombardia si merita fino in fondo lo statuto speciale per effetto della sua incontrastata leadership a livello europeo dal punto di vista economico e produttivo. Con la Baviera, il Baden-Württemberg e la Catalogna, la Lombardia è uno dei 4 motori dell'Europa, scrive ancora Stefano Bruno Galli sull'Intraprendente online. La prospettiva di una Lombardia a statuto speciale è l'unica strada per alleviare i risvolti di questa crisi che si sta abbattendo sulle famiglie e sulle imprese e per trovare nell'autonomia politica e amministrativa sul modello di quella del Trentino Sud Tirolo le ragioni di un concreto rilancio.
Nei lavori della seconda sottocommissione dell'Assemblea Costituente il dato economico e sociale ebbe un peso significativo per sostenere le istanze di quelle che sarebbero poi diventate le regioni a statuto speciale. Oggi, di fronte alla crisi più grave del secolo, questo dato economico pesa molto, non solo, ma è addirittura più rilevante e più forte rispetto alle ragioni etniche, storiche e linguistiche che allora militarono a favore del riconoscimento della specialità per le regioni autonome. In un'epoca di profonda crisi economica e sociale, la Lombardia deve riuscire a tutelare la produzione economica dall'erosione fiscale e contributiva operata dallo Stato centrale sui gettiti dei territori. L'obiettivo di ottenere maggiore autonomia regionale, una posizione di non dipendenza dallo Stato centrale, è la soluzione migliore, ampiamente condivisa dall'opinione pubblica, per contrastare la crisi economica facendo leva sulla virtuosità lombarda e per ristabilire i meccanismi di responsabilizzazione, trasparenza e partecipazione nella gestione della cosa pubblica. La Lombardia è regione virtuosa, scrive ancora Stefano Bruno Galli sull'Intraprendente, grazie alle proprie tradizioni civiche e al proprio capitale sociale. Possiede requisiti come la capacità economica e produttiva, quella contributiva e fiscale, il livello delle prestazioni e dei servizi che sono oggetto di svantaggio economico a causa dell'elevata tassazione da parte dello Stato centrale. Basti ricordare l'entità del PIL, del prodotto interno lordo lombardo, il 21% di quello dell'Italia, la spesa pubblica lombarda che ammonta al 30-40% del prodotto territoriale e il residuo fiscale che grava su ogni cittadino lombardo e che nel 2012 ha sfiorato i 60 miliardi di euro. Sono i soldi che la Lombardia lascia in più, regala, diciamo così, allo Stato centrale ogni anno. E basta vedere i costi standard nelle prestazioni e nei servizi, come comprovato dall'applicazione dei costi standard nel settore della sanità. Per queste ragioni, a livello internazionale, le più accreditate agenzie di rating hanno riconosciuto un titolo di merito per la Lombardia, insieme alle province di Trento e Bolzano, superiore a quello dello Stato italiano. La Lombardia, dunque, argomenta Galli, ha tutte le carte in regola per reclamare la propria autonomia politica, amministrativa e fiscale e anche per giocare fino in fondo la propria partita nell'economia globale. Così Stefano Bruno Galli in prima pagina sul quotidiano L'Intraprendente, il giornale d'opinione dal nord. Infine, dal quotidiano L'Indipendenza, invece, il quotidiano diretto da Gianluca Marchi, la notizia del rilascio in mattinata ieri anche di Renato Zoppi, uno dei veneti arrestati, era detenuto nel carcere di Verona Montorio. La notizia del rilascio segue quella del rilascio di Andrea Meneghelli, uno degli 8 arrestati nell'operazione della Procura della Repubblica di Brescia. Sono 2 dunque le persone tra quelle arrestate che sono state rilasciate. La notizia è stata confermata dagli avvocati degli inquisiti e su Facebook gli amici di Meneghelli avevano lanciato un appello. Meneghelli Andrea, detenuto a Montorio, Verona, rischia di perdere il lavoro che aveva appena trovato. Ha solo qualche giorno di ferie maturato, poi potrebbero licenziarlo essendo anche a termine. L'azienda è disposta a mantenergli il posto dopo, solo se troviamo un sostituto temporaneo per coprire la mansione di palista che svolgeva presso la ditta Stena di Angiari, Verona. Hanno accordato la disponibilità ad assumere un sostituto per mantenere il posto ad Andrea con durata fino al rientro dello stesso, pertanto si prega di diffondere questa opportunità di lavoro temporaneo per la salvaguardia del posto di lavoro a una persona che si trova in carcere per motivi assurdi, hanno scritto su Facebook gli amici di Andrea Meneghelli, che era uno degli 8 arrestati nell'operazione della Procura della Repubblica di Brescia della scorsa settimana. È stato rilasciato. Per Erika Pizzo, la più giovane dei fermati, sono stati disposti gli arresti domiciliari. In un comunicato stampa, Barbara Benini Chiavegato, moglie di Lucio Chiavegato, un altro degli arrestati, scrive: è appena terminato l'interrogatorio di Andrea Meneghelli, il GIP ha disposto l'immediata liberazione del veneto e venetista Andrea Meneghelli. Analoga istanza di immediata liberazione è stata fatta per Lucio Chiavegato. Attendiamo gli opportuni sviluppi nei prossimi giorni. Lucio prosegue lo sciopero della fame, sempre più determinato a dimostrare che lo scopo da realizzare è quello di un Veneto libero e indipendente attraverso una lotta democratica, politica e non violenta. Viva il Veneto, conclude
la moglie di Chiavegato. Voci fondate sostengono che la liberazione di Chiavegato sarebbe questione di ore, scrive ancora il quotidiano L'Indipendenza, diretto da Gianluca Marchi. Resta l'attesa per gli altri detenuti e non soltanto a Verona. Così il quotidiano L'Indipendenza, che poi pubblica in prima pagina un articolo di Enzo Trentin sul Veneto Indipendente, una proposta per la rivoluzione del lavoro. E sul governo veneto ancora c'è un altro servizio: Faccia è prigioniero di guerra e l'Italia lo riconosca. Il governo veneto, presieduto dal venettista veneziano Gardin, ha inviato una lettera al presidente del Consiglio Renzi in merito alla dichiarazione fatta da uno degli arrestati nell'inchiesta sui cosiddetti secessionisti. Luigi Faccia si è detto prigioniero di guerra e chiede il rispetto di questo status per l'indagato e la sua immediata consegna nelle mani delle autorità venete. Nella missiva si ricorda che alla luce di questa dichiarazione il governo veneto si sente chiamato in causa direttamente. Questo per quanto riguarda il quotidiano L'Indipendenza, che dà massima attenzione appunto agli arrestati nel blitz cosiddetto antisecessionista. Con questo poi chiudiamo il capitolo degli aggiornamenti online e torniamo all'argomento di cui discuterà oggi il Consiglio dei Ministri. Ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pubblicità. L'ANSA titola trionfalmente, l'agenzia Stefani per meglio dire, titola trionfalmente in prima pagina: risorse trovate, il DEF arriva in CDM. Le sigle sono sempre usate, diciamo, sono comode perché fanno titolo corto, però il DEF sta per Documento di Economia e Finanza, che arriva in CDM, cioè nel Consiglio dei Ministri. Sono state trovate tutte le coperture, ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Del Rio. Fra i quotidiani che si occupano quest'oggi di uscire dalla retorica e dal trionfalismo e di cercare di farci capire forse qualcosa in più, ce ne sono due, Libero e il Fatto Quotidiano, che si occupano di questo documento, il documento di economia e finanza, che poi è un tassello per ottenere l'approvazione, un tassello fondamentale per ottenere l'approvazione in Europa, dalla Commissione europea, perché il DEF, il nostro italico documento, l'italico documento di economia e finanza, verrà poi sottoposto al vaglio e all'approvazione o meno delle autorità europee, della Commissione europea, insieme a quello che viene chiamato il Piano Nazionale delle Riforme. Comunque sono documenti che non hanno certamente il pregio della leggibilità, ma ad ogni modo è un documento importante per la programmazione economica, salvo poi essere successivamente smentito dalla finanziaria come è quasi sempre accaduto, e le cui previsioni lasciano il tempo che trovano, perché si prevede come andrà il PIL, come andrà la spesa, tutte cose che poi puntualmente non si realizzano soltanto in parte, ma comunque è ritenuto un documento importante anche per ottenere il placet dell'Unione Europea. Se ne occupano Marco Palombi sul Fatto Quotidiano e Antonio Castro su Libero, e da questi due articoli vediamo di trarre qualche indicazione in più per capire che cosa ci verrà sfornato oggi. In conferenza stampa alle 19:30 il Presidente del Consiglio Renzi presenterà il suo DEF. L'olio più buono non si scorda mai. E neanche una
Chiama il numero 02 66 23 44 22. E allora, vediamo un po' di parlare di questo DEF, Documento Economia e Finanza, di cui parlerà stasera il Presidente del Consiglio dopo che il governo lo avrà approvato insieme al Piano Nazionale delle Riforme, il DEF più il PNR, per capirci si fa per dire. Comunque, alcuni fatti prima della propaganda di stasera, presumibile, come scrive il Fatto Quotidiano, da parte del Presidente del Consiglio. Cioè, prima che ce la racconti Renzi, vediamo di capire alcune cose. 3 punti fondamentali, secondo Marco Palombi sul Fatto Quotidiano. Primo, le coperture per tagliare l'IRPEF, per dare i famosi 80 euro a coloro che percepiscono redditi piuttosto bassi, da maggio, almeno per il 2014. Le coperture finanziarie per questo provvedimento non sono strutturali, cioè non ci sono tutti i risparmi di spesa necessari per finanziare questi 80 euro. La riduzione del 10% dell'IRAP, l'odiosa tassa sulle imprese, grazie all'aumento della tassazione sulle rendite finanziarie, non è del tutto coperta, cioè anche qui problemi di copertura finanziaria per tagliare del 10% l'IRAP sulle imprese. Il Premier e il Governo chiedono all'Unione Europea, che da quest'anno grazie al 2-pack pesa assai nella redazione dei bilanci nazionali, visto che i vincoli di finanza pubblica derivanti dall'Europa diventano sempre più corposi. Il governo dunque e il Premier chiederanno all'Unione Europea di tollerare qualche piccolo spostamento temporaneo dai vincoli, specialmente sul debito, perché poi alla fine si attende il miracolo della politica economica di Renzi, la Renzinomics. Primo punto, i soldi per il taglio all'IRPEF. Nelle bozze del PNR, che mi raccomando non sta per Partito Nazionale della Restaurazione di Antonio Latrippa, un personaggio di Totò che si candidava, come ricorderà qualcuno, per il PNR, Partito Nazionale Riforme, che invece sta per Piano Nazionale, Partito Nazionale della Restaurazione, era quello di Latrippa. Questo invece è il Piano Nazionale di Riforme. Nelle bozze di questo piano, circolate ieri, i proventi, gli incassi dalla spending review, dalla revisione della spesa pubblica per il 2014 stanno tra 3 miliardi e mezzo e 5 miliardi, per poi salire miracolosamente a 17 l'anno prossimo e arrivare a 32 miliardi di risparmi di spesa nel 2016. Il Presidente del Consiglio ne ha promessi addirittura 6 di tagli di miliardi di tagli di spesa pubblica già quest'anno, con qualche eccesso di ottimismo. In ogni caso, visto che per il 2014 servono 6 miliardi e 600 milioni per garantire i famosi 80 euro a 10 milioni di italiani, alcune coperture del decreto su questo tema, che arriverà la prossima settimana, saranno una tantum. Niente di più facile che il taglio strutturale, che arriverà solo con la legge di stabilità. La fonte individuata è il pagamento straordinario di circa 40 miliardi di vecchi debiti commerciali della pubblica amministrazione grazie alla Cassa Depositi e Prestiti. Pagando questi debiti, lo Stato incasserebbe un'IVA, una tantum peraltro, di 4 miliardi. Quindi il punto fondamentale è: gli 80 euro come saranno finanziati ancora non si sa, e ci sono dubbi perché il taglio alla spesa pubblica non garantisce lo sgravio fiscale da 80 euro in più, i famosi 80 euro in più in busta paga. Secondo punto, l'IRAP, il taglio cioè delle tasse sulle imprese del 10% per quanto riguarda l'IRAP. Renzi, nel giorno delle slide, delle diapositive, ha promesso alle imprese una riduzione del 10% dell'IRAP, in soldoni fa circa 2 miliardi e mezzo, grazie a un aumento dell'aliquota sulle rendite finanziarie, esclusi i titoli di Stato, dal 20 al 26%. Il gettito, secondo Renzi, sarebbe di 2 miliardi e 600 milioni, mentre secondo la Ragioneria Generale dello Stato non è più di 1 miliardo e mezzo il gettito che deriverebbe dall'aumento dell'aliquota sulle rendite finanziarie. Questo sta comportando qualche imbarazzo al Ministero del Tesoro. Ora l'ipotesi è che l'abolizione sia solo del 5% del taglio dell'IRAP quest'anno, per poi salire negli anni successivi. Terzo punto, il rispetto dei vincoli di bilancio derivanti dall'Unione Europea. Le regole saranno rispettate, si legge in una delle bozze del Piano Nazionale Riforme, ma è necessario uno spazio per permettere alle riforme di dispiegare i loro effetti di medio-lungo periodo, attenuando impatti negativi di breve periodo. Tradotto, i nostri conti pubblici potrebbero momentaneamente peggiorare. Il problema
è il debito, il cui rapporto rispetto al prodotto interno lordo è previsto in peggioramento quest'anno e anche il prossimo. Ma l'effetto delle riforme si manifesterà debolmente nel corso del 2014, per poi essere più pronunciato nel corso degli anni successivi, prevede il documento del governo Renzi. Questo in continuità, peraltro, altro che discontinuità, con i governi precedenti. Tutti hanno detto quest'anno non si vedranno i miracolosi effetti della nostra opera di governo, ma si vedranno l'anno prossimo e poi negli anni successivi il Bengodi. Saremmo già dovuti essere nel Bengodi da un paio d'anni. Eppure il Bengodi non si è mai verificato, nonostante le previsioni dei vari governi, Renzi compreso, in perfetta linea di continuità con chi lo ha preceduto. Quindi l'effetto delle riforme magnifiche del governo attuale si vedrà non tanto quest'anno, ma nei prossimi anni, quello che dicevano tutti i governi precedenti. In numeri, avremo un miracoloso più 0,3% del PIL quest'anno e poi arriveremo al 2,1% nel 2018. Tutti contenti perché nel 2018 arriveremo al 2% del prodotto interno lordo in crescita. I numeri per quest'anno invece sono quelli che sono. Poi ci sono appunto i 4 o 6 miliardi che dovrebbero derivare dalla spending review, dal taglio della spesa pubblica, che hanno innescato una battaglia sotterranea nel governo, secondo Marco Palombi sul Fatto Quotidiano. Il comparto più a rischio è quello della sanità, della salute. Sul comparto salute sono circolate allarmanti voci di una riduzione da 2 miliardi di euro quest'anno, una decina nell'arco del quadriennio da qui al 2018. Nel documento di economia e finanza non ci saranno tagli, dice la ministra della salute Lorenzin, e anche la ministra della difesa Pinotti prova a rassicurare lo Stato Maggiore dell'Esercito, ma $0,5 miliardi nel 2014 dovrà lasciarlo a disposizione del Premier. Tagli anche in capo ad altri ministeri. E poi c'è il classico delle privatizzazioni, naturalmente 12 miliardi all'anno fino al 2017, questa è grossa però, questa è abbastanza grossa, cioè il governo promette di incassare 12 miliardi all'anno fino al 2017 dalle privatizzazioni. E poi ci sono i classici come la riforma del catasto, il fisco amico, la lotta all'evasione e la lotta alla burocrazia. Questo per quanto riguarda le ricette del DEF, di cui saremo ampiamente ragguagliati stasera alle 19:30, c'è la conferenza stampa in perfetto orario telegiornale del Presidente del Consiglio. Come la mette Libero su questa questione della programmazione economica e della finanza pubblica? Oggi vedremo appunto che cosa contiene poi effettivamente questo DEF. La ripresa è fragile, serve una terapia d'urto e alle 19:30 di stasera ci sarà la conferenza stampa di presentazione del nuovo documento di economia e finanza, il DEF. Poche indiscrezioni, tanti tagli che vengono annunciati e un maggior ricorso alle privatizzazioni per portare in cassa addirittura l'1% del prodotto interno lordo, 15 miliardi di euro, 12, 15, insomma ogni anno dobbiamo vendere roba per incassare 12-15 miliardi, dice il governo Renzi. Per il resto bisogna tagliare per far quadrare i conti, rispettare i parametri europei, fare le famose riforme e via dicendo. L'agenzia ADN Cronos ieri ha diffuso alcuni stralci subito smentiti del programma nazionale di riforme che accompagna il documento di economia e finanza, il famoso DEF. Una bozza che scandisce gli impegni del governo. C'è bisogno di una politica economica incentrata su misure strutturali. I risultati si vedranno nei prossimi 2-3 anni, conferma anche Libero, anche se la bozza è stata smentita, però questo è. Insomma, i governi dicono sempre quest'anno non ci saranno miracolosi effetti, ma dall'anno prossimo vedrete che la vita cambia completamente, la crescita economica, il miracolo, il Bengodi. Quest'anno non c'è mai, c'è sempre l'anno prossimo o negli anni successivi. E si è visto come sono andati gli anni successivi, visto che ci siamo già passati. Per fare tutto questo buen di Dio di riforme e di progressi, il governo nei prossimi mesi, recita ancora questa bozza del Piano Nazionale delle Riforme, intende concentrare tutti gli sforzi in una terapia d'urto che impatti sulle determinanti chiave della domanda e della competitività, la qualità della spesa pubblica, bla bla bla. Insomma, bisognerebbe tagliare la spesa pubblica, dice il governo, e fare le famose riforme. Ma dov'è che andiamo a prendere i soldi concretamente? Secondo Libero, la Tasi, la nuova tassa sui servizi, che dovrebbe essere comunale e invece è utilizzata dalle casse dello Stato centrale,
e meno tagli, 2 sberle alle imprese. Le aziende rischiano di dover pagare fino al 20% in più della tassa sui servizi indivisibili. Quindi sulle imprese aumenterà la Tasi, che è una delle componenti della nuova tassazione chiamata IUC, imposta comunale unica, che si compone anche della vecchia IMU, della Tasi, giusto appunto, e della Tari, cioè la tariffa sui rifiuti. Tanto per cambiare, secondo Libero, si andrebbe a colpire le imprese con un rincaro della Tasi, che è una delle componenti della tassa appunto sugli immobili. Verrebbe rincarata per il comparto delle imprese. Vedremo se sarà vero, se non sarà vero, e comunque siamo più o meno lì. A proposito di DEF, di finanza pubblica, di programmazione, eccetera, prima di fare uno stacco musicale in chiave squisitamente venetista, oggi andiamo esclusivamente in chiave venetista, sulla scorta anche di un'altra questione, anzi di un altro appuntamento pubblico che ci richiama alle magnificenze, in questo caso del Veneto. Qui a Milano c'è un quadro stupendo alla Pinacoteca di Brera, un quadro di Giovanni Bellini, dipinto nella seconda metà del 400, che è Il Cristo morto, un quadro meraviglioso che si trova a Brera e che ha dato il là a un'iniziativa non tanto strombazzata ma piuttosto interessante, un'esposizione intitolata Giovanni Bellini, la nascita della pittura devozionale umanistica. Da domani fino al 13 luglio a Milano alla Pinacoteca di Brera c'è in mostra la Pietà appunto di Giovanni Bellini, restaurata, e accanto ci sono dipinti e sculture di soggetto analogo realizzati dallo stesso grande pittore veneto, Giovanni Bellini, o da altri autori come Donatello, Mantegna, Marco Zoppo, eccetera. Chiuso il lunedì, ingresso 10 euro, da qui al 13 di luglio. Se ne occupa oggi il Corriere della Sera, che recensisce l'iniziativa in maniera giustamente molto positiva. Il quadro della Pietà di Bellini è straordinario e intorno c'è questa piccola rassegna di 26 opere tra manoscritti, disegni, bassorilievi e dipinti, oltre alla meravigliosa Pietà di Bellini di Brera, che normalmente è a Brera. Un suggerimento molto bello anche in vista della Pasqua, credenti o non credenti, giustamente scrive il Corriere della Sera, l'arte parla a tutti e l'immagine del Cristo in pietà, del Gesù morto ed eretto, occhi chiusi, braccia abbandonate, accompagnato dagli angeli, da Maria o da Maria con San Giovanni Evangelista, è una delle immagini classiche della storia dell'arte. Da questa bellezza ci scendiamo un attimo per tornare sicuramente a un esperto di finanza pubblica che spiega il DEF, l'economia, l'Europa e compagnia bella, e poi appunto uno stacco musicale in chiave assolutamente venetista. L'Europa sta passando un periodo di recessione, d'accordo? Sì. Cerchiamo di capire, perché voi pensate sempre l'Italia, il paese, non esiste più questa situazione. L'Europa, noi siamo nell'Europa, l'Europa ha una tendenza verso adesso la catastrofe economica. In questo momento, sì, ma non è che è una cosa che ho inventato io, c'è il cetriolo globale. Il cetriolo. Sì, non devi, però dai, non il cetriolo globale. Sta per arrivare la disgrazia, noi la rimandiamo tutti. C'è questo, il cetriolo che gira, il cetriolo globale internazionale che gira al paese. E questo cetriolo ogni tanto vola basso, sì, dai, però, dai, non dovete... Cetriolo globale. Scusate, il ministro sta dicendo un concetto. Il governo europeo, ma non sono io, così a Tokyo, così a Ulaanbaatar, dappertutto. Il governo che fa? Cerca di rimandare in modo che il cetriolo non vada nel momento in cui sta governando e quindi vada in un altro momento. Scusi, capisci? E che cos'è allora il cuneo contributivo? Il cuneo contributivo è una mia proposta che diceva che nel 2007 le tasse le paga solo Cuneo. E appunto è un esempio di cetriolo, è un esempio... Ho capito. Il cetriolo... Praticamente sarebbe che il cetriolo se la prende Cuneo, sì, però non c'è Davide, dai, siamo seri. Scusi, lasciamo perdere il cetriolo, parliamo dei tagli alla cultura che ci stanno
particolarmente a cuore. Cultura. No, dalla finanziaria la cultura esce in Dai, ginocchio. Dandini, la cultura, non è vero che voi prendete sempre questa cosa che soltanto la sinistra va della cultura. Questa è una balla che vi raccontate. Perché noi nel nostro governo per la cultura abbiamo fatto tantissimo. A voi che ti dica, sfattiamo questa balla che raccontate. Era roba vecchia, non va più di moda, diciamo, fare ragionamenti di questo genere. Per la verità, devo dire che mi sembra esattamente il contrario. Comunque, stacco musicale. Aldi, nato a Venezia, morto a Vienna, e rimarremo poi anche dopo in ambito venetista con altri autori, uno di questi certamente meno noto, credo, ma non meno pregevole, nell'interpretazione di Arturo Benedetti Michelangeli, pianista bresciano, giusto per rimanere alla retata dell'altra settimana tra Brescia e il Veneto. Sta per dire, insomma, è un lieve pretesto per ricordare quanto è accaduto. Ma a proposito di fatti economici, abbiamo appena accennato stamattina a una vicenda raccontata oggi dal quotidiano Libero, che riguarda l'INAIL e che riguarda ciò che è capitato a un'azienda veneta, appunto, con una decina di dipendenti, scelta per un controllo a campione dall'INAIL, l'Istituto Nazionale per l'assistenza agli infortuni sul lavoro. L'impresa chiede di restare anonima, ma Libero ne racconta comunque la storia. Ha ricevuto una lettera dal settore ricerca, certificazione e verifica dell'INAIL, con oggetto verifica dell'impianto di messa a terra. Nella lettera si fissa la data di ispezione, si chiede che all'appuntamento sia presente il personale in grado di dare adeguata assistenza tecnica,
Ma prima di mostrare le dichiarazioni di conformità e tutta la carta timbrata e vidimata, è necessario effettuare il pagamento delle relative competenze di cui al decreto 7 luglio 2005, pari a 681 euro. Anzi, si ricorda, si legge sempre nella lettera mandata dall'INAIL a questa azienda veneta, che la conferma dell'avvenuto pagamento deve essere inviata allo scrivente dipartimento per fax o email certificata, oppure consegnata direttamente al funzionario incaricato dell'effettuazione della verifica. La cifra si può anche ricavare dal tabellario ex ISPESL, che è un ente assorbito 4 anni fa dall'INAIL, ed è ovviamente a norma di legge. Il costo è previsto nel caso in cui l'intervento sia a richiesta o a utilità dell'azienda, e qui sta il punto della denuncia fatta dall'azienda e ripresa dal quotidiano Libero, perché la domanda è questa: la verifica è utile all'azienda, che così ha la sicurezza ulteriore di avere un impianto a norma, o è utile allo Stato che fa cassa? Inoltre, se l'uscita per un controllo è già pagata dalle tasse, perché pagare anche le ore di lavoro di un ispettore, il quale alla fine potrebbe tranquillamente verificare la regolarità dell'impianto? È il suo lavoro? È come se ti fermano per strada, ti fanno una multa e oltre alla multa ti fanno pagare la prestazione del vigile o del poliziotto che te l'ha fatta. In poche parole dice l'azienda, che dice: abbiamo già pagato noi i contributi, versato la quota per metterci in regola. Noi paghiamo già l'INAIL, ma ci chiedono soldi per controlli ulteriori, che tra l'altro appunto sono controlli e ispezioni fissate dall'INAIL per controlli a campione. La domanda dunque è questa: è giusto che l'azienda debba pagare ulteriormente per qualcosa per cui ha già pagato? Se l'uscita per un controllo è già pagata, perché pagare anche le ore di lavoro dell'ispettore? Per quel che ci risulta, dice Mario Pozza, presidente di Confartigianato della Marca Trevigiana, queste lettere sono sempre più frequenti, le lettere mandate dall'INAIL alle aziende, e si tratta di controlli a campione che pescano nel bacino di chi è già in regola, perché precedentemente ha comunicato la conformità dell'impianto e quindi ha pagato quanto di competenza a ditte specializzate. Sarebbe più utile all'Italia andare a stanare quelli che neanche si sognano di mettere a norma gli impianti, invece che controllare quelli che hanno già mandato la dichiarazione di regolarità dell'impianto. Viene un dubbio, dice il presidente della Confartigianato della Marca Trevigiana, Libero Mario Pozza. Viene un dubbio, cioè il dubbio è che per l'ennesima volta si sia di fronte a una gabella, a una sorta di tassa di fatto dalla quale nessuna azienda può sottrarsi. Perciò chiediamo al governo di intervenire e non a parole. A proposito invece, e questa è una cosa che il Libero denuncia giustamente sulla base della segnalazione di un'azienda della Marca Trevigiana. Mentre a proposito di grandi progetti, grandi propositi, abbiamo capito, se non saremo smentiti stasera dal Presidente del Consiglio in conferenza stampa, che uno dei capitoli centrali del DEF, il documento di economia e di finanza pubblica, saranno le privatizzazioni. Non è poco la cifra che si spera di ottenere ogni anno dalla vendita di qualche pezzo dello Stato, dai 12 ai 15 miliardi. Guarda caso oggi sul Sole 24 Ore c'è un articolino, neanche tanto in evidenza ma interessante, che riguarda l'atteggiamento di quelli che potrebbero fare affari, come li hanno fatti negli anni 90, sulle privatizzazioni, le vendite dello Stato italiano. Cioè la Citi, i banchieri, le banche d'affari, anglo-americane in prima fila, ma anche francesi. La Citi che riscopre l'Italia è il titolo dell'articolo che compare oggi sul quotidiano di Confindustria. C'è stato un meeting a Londra di investitori. Forse non sarà il Britannia, il panfilo della regina d'Inghilterra, a bordo del quale salì l'allora direttore generale del Tesoro Mario Draghi, l'attuale presidente della BCE, che andò a incontrare sempre i famosi investitori, banche d'affari, che parteciparono poi al banchetto delle privatizzazioni della seconda metà degli anni 90, anzi dal 93, 94, 92, 93 in avanti, con culmine nella seconda metà degli anni 90. Forse non sarà il Britannia, ma siamo sempre intorno agli stessi soggetti, banche d'affari che curano le privatizzazioni, che fanno profitti consistenti sulla vendita dei beni di Stato e che in alcuni casi
si comprano anche qualcosa. Per esempio la Goldman Sachs si è comprata diversi pezzi dello Stato italiano, la banca d'affari americana Goldman Sachs, per la quale poi, guarda caso, Mario Draghi, dopo essere stato direttore generale del Tesoro, quindi il venditore per conto dello Stato, cioè di tutti noi, e tratta in quella veste di direttore generale del Tesoro la vendita di beni, di pezzi dello Stato, con la Goldman Sachs, che acquista alcuni beni dello Stato italiano dalle mani di Draghi sostanzialmente, perché è lui il direttore generale del Ministero del Tesoro, che è colui che vende i beni pubblici. Dopo aver venduto i beni pubblici, Mario Draghi passa dall'altra parte e diventa numero 1 della Goldman Sachs in Europa. Un caso di conflitto di interessi enorme, ma del quale non si è occupato praticamente nessuno. Tant'è vero che Draghi ha potuto procedere indisturbatamente con benedizione anglo-americana fino alla presidenza della Banca Centrale Europea. Adesso la City di Londra vuol dire le stesse istituzioni banco-finanziarie di quei famosi anni 90, le banche d'affari e tutto il mondo che ruota loro intorno, sta riscoprendo l'Italia, e ciò che peraltro Renzi, il quale deve essere stato ben istruito su questi aspetti determinanti della gestione politica nel tutoraggio, nel viaggio di tutoraggio e di insegnamento che gli hanno fatto fare il Dipartimento di Stato americano, se l'è portato qualche anno fa per una specie di master di corso accelerato. Si vede che hanno investito parecchio dall'altra parte dell'Atlantico sul Presidente del Consiglio attuale, visto che le cronache raccontano di questo viaggio fatto negli Stati Uniti e curato, sponsorizzato, pagato dal Dipartimento di Stato americano. Abbastanza singolare pensare che il Dipartimento di Stato americano prenda il presidente della provincia di Firenze e gli faccia fare uno stage approfondito negli Stati Uniti, qualche anno prima che costui poi, bruciando tutte le tappe, diventi premier, anzi sia nominato premier, da un uomo che peraltro ha ottimi rapporti da quelle parti, cioè il Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano. Ad ogni modo, la City, tra l'altro Renzi è stato recentemente proprio a Londra, la City di Londra riscopre l'Italia, ci informa oggi il Sole 24 Ore. Gli investitori stranieri tornano a puntare sull'Italia, è uno dei refrain delle cose che più spesso ha detto Renzi negli ultimi giorni. Avrete sentito senz'altro in televisione dire, ho letto sui giornali le sue dichiarazioni, che gli investitori ritornano in Italia perché hanno riscoperto che si può avere fiducia nel paese, bla bla bla. Insomma, stanno reinvestendo e via dicendo. Bisogna capire come. Perché se gli investimenti sono quelli appunto legati alle privatizzazioni, e se le privatizzazioni sono sulla stessa scia di quelle che furono fatte nel passato, abbiamo capito che tipo di investimenti sono. Sono profitti, sono extra profitti più che investimenti da parte di chi viene a banchettare in Italia. Gli investitori stranieri tornano a puntare sull'Italia. Le riforme in atto, il dinamismo del governo, scrive oggi il Sole 24 Ore, stanno generando un forte interesse e portando a un ritorno della fiducia. Certezza di riforme, chiarezza sui tempi, questo è il messaggio emerso ieri da un incontro che si è tenuto a Londra. Titolo: promuovere gli investimenti stranieri e la crescita in Italia, perché sono benefattori loro, questi qui, del mondo delle banche d'affari e della finanza. Vogliono promuovere la crescita in Italia. L'evento si è tenuto ieri a Londra, appunto a pochi giorni dalla visita di Matteo Renzi a Londra, ed è stato ospitato dall'ambasciata e organizzato con lo studio legale Legans, avvocati associati, per spiegare agli investitori i cambiamenti del sistema istituzionale, normativo e economico-finanziario in atto in Italia. Il nostro obiettivo è convincere che ci sono ragioni strategiche e non tattiche per investire in Italia, ha detto l'ambasciatore Pasquale Terracciano. Vito Cozzoli del Ministero dello Sviluppo Economico, Domenico Siclari del Ministero delle Finanze hanno illustrato le misure del governo. Non si tratta di riforme sulla carta, ma in atto, ha detto Marco Gubitosi, partner di Legans, avvocati associati. Le riforme stanno rilanciando gli investimenti in Italia, il mercato è pronto a recepire i cambiamenti, ha detto Vincenzo De Falco per conto della banca IMI. Banca IMI, Gruppo Intesa San Paolo,
Anche negli anni 90 Banca IMI fu uno dei protagonisti di quel ricco mercato che si chiama advisor, consulenze al fine della privatizzazione, delle vendite e via dicendo. Prestando la propria consulenza nell'opera di privatizzazione degli anni 90, molte banche hanno fatto grandi profitti e molte hanno anche comprato a prezzi di saldo. L'interesse durerà fino a giugno, se le promesse non saranno mantenute gli investitori guarderanno altrove e guardiamo in particolare alle privatizzazioni. È il messaggio che viene da Londra, dall'incontro di ieri, promuovere gli investimenti stranieri e la crescita in Italia, è il titolo dell'incontro a Londra. Negli ultimi 6 mesi il clima è cambiato, questo momento va sfruttato, dice Massimiliano Ruggeri di Morgan Stanley. Eccola qua di nuovo, un'altra banca di quelle che negli anni 90 hanno fatto grandi affari. Ci sono tutte le banche d'affari solite, peraltro, nella nuova tornata di privatizzazioni. I soldi ci sono, l'interesse anche, l'Italia compete a livello globale, certezza delle regole, trasparenza. Queste le parole di Andrea Valeri di Blackstone. Blackstone è un altro protagonista degli investimenti in Italia. Il numero uno è l'azionista numero uno di Banca Intesa San Paolo e di Unicredit. Non stiamo parlando delle due banchette di periferia, ma delle due principali banche italiane che hanno ormai come primo azionista il fondo di investimenti statunitense Blackstone, che a quanto pare ha un patrimonio nel mondo pari a 4.300 miliardi di dollari, 2 volte il debito pubblico italiano. Andrea Valeri di Blackstone recentemente ha investito oltre 1 miliardo di euro in Italia, ha detto che il fondo americano è ottimista sull'Italia ed è stato attratto sia dalle valutazioni che dalla possibilità di favorire la crescita di imprese che hanno bisogno di capitale e di strategia. Un'opportunità per le imprese italiane può venire dall'ingresso di partner non tradizionali come fondi di private equity, fondi sovrani, cioè rappresentanti direttamente degli stati, e fondi di family office, un'altra delle formule attraverso le quali i fondi di investimento indirizzano i loro quattrini. L'investitore finanziario ha un ruolo nel cambiare la cultura di impresa, ha detto Umberto Giacometti di un'altra delle grandi banche mondiali, HSBC, Hong Kong Shanghai Banking Corporation, altra banca britannica e anglo-americana. L'eccessiva dipendenza dalle banche è una debolezza storica delle nostre imprese, dice il vicepresidente di Un'Industria Tranquilli, adesso c'è maggiore apertura ai partner e ai capitali esterni. Ora, qualsiasi persona normale si domanderebbe: ma cos'è che è cambiato in un mese, 15 giorni, 20 giorni, una settimana, ma metti anche 2 mesi? Cos'è che è cambiato da quando è arrivato Renzi al governo? Improvvisamente la City riscopre l'Italia, cambia tutto, cambia questo, cambia quell'altro, e siamo pronti a investire la crescita, lo sviluppo. Beh, saremo cretini, però anche dopo l'esperienza degli anni 90 è chiaro che in un mese non è cambiato nulla. Le condizioni che c'erano prima ci sono adesso. Il fatto che si metta mano apparentemente al portafoglio significa l'esatto contrario, che il loro portafoglio verrà ampiamente arricchito. Vogliamo scommettere se parte questa nuova ondata di privatizzazioni cosiddette? E chi farà gli affari? Certamente non le casse pubbliche, perché le casse pubbliche alla fin fine ci hanno rimesso alla grande dalle privatizzazioni degli anni 90. Il debito è peggiorato, il prodotto interno lordo stroncato, la politica industriale trattata come ciarpame del Novecento non c'è più, e questo ha voluto dire anche impoverimento del tessuto industriale del paese. Dove sono le industrie? Quelle poche rimaste negli anni 90 sono state chiuse, si vive della furberia o della beneficenza di qualche multinazionale straniera, oltre che del solito tessuto dei piccoli imprenditori diffusi che faticano, come quelli là di prima del Veneto, che gli arriva l'INAIL che gli fa pagare 681 euro per un controllo a campione su gente che si è già messa a norma, e loro fanno i controlli a campione su quelli che sanno che sono già a norma perché hanno mandato il certificato di conformità. Su quelli che sono fuori norma, zero, perché lì bisognerebbe lavorare o rompere le scatole a qualcuno. Quindi il tessuto è quello, non è cambiato nulla. Improvvisamente le banche d'affari scoprono che è interessante investire in Italia. Non si chiama investire, adesso cerchiamo di leggere i giornali con un po' di esperienza storica e senza ipocrisie. Qua non si chiama investire da parte di benefattori delle banche d'affari anglo-americane o francesi che siano. Non si tratta di investimenti, si tratta di fare profitto, di venire a mangiare ancora un po' in Italia.
Baldassarre Galuppi, sonata in Do maggiore. Baldassarre Galuppi, compositore settecentesco, venezianissimo, nato a Burano, morto a Venezia, compositore e organista e uno tra i compositori più originali anche nel genere comico. È nato e cresciuto e morto praticamente a Venezia nell'interpretazione del bresciano, ma grandissimo pianista, il ma non ci voleva, ma comunque del grandissimo pianista bresciano Arturo Benedetti Michelangeli. A proposito di Stati Uniti, però, qualcuno ha fatto i conti in tasca a Hillary Clinton come ministra degli esteri al Dipartimento di Stato. Hillary Clinton è data praticamente come la prossima presidente degli Stati Uniti dopo Obama, è data in ascesa, sicuramente per il Partito Democratico, sarà candidata sicuramente per il Partito Democratico, primarie o non primarie, e da moltissimi è data come prossimo presidente degli Stati Uniti, però sono venuti fuori alcuni conti relativamente alla sua gestione del Dipartimento di Stato dal 2009 al 2013. L'Ispettorato Generale del governo americano ha controllato la contabilità del ministero guidato da Hillary Clinton dopo 6 anni di mancati controlli. Il Washington Post ha parlato del più lungo periodo privo di ispezioni mai attraversato da un dipartimento del governo federale. L'inchiesta è iniziata in autunno, si è conclusa il 20 marzo scorso. I risultati sono stati pubblicati soltanto ora. 6 miliardi di dollari sarebbero spariti dal Dipartimento di Stato americano. Non è una cifra trascurabile, nel senso che l'amministrazione del Dipartimento di Stato non sa più come e perché ha speso ben 6 miliardi di dollari, non avendo prodotto documentazione per molti contratti d'appalto di vario tipo a operatori civili di servizi o a società di sicurezza private. Una cifra enorme, 6 miliardi di dollari, pari a 1/10 del bilancio annuale del Dipartimento di Stato, che si aggira sui 57 miliardi di dollari. La carenza nel mantenere adeguata documentazione dei contratti ha creato un rischio finanziario, dimostrando una mancanza di controllo interno, recita il documento che analizza la gestione finanziaria del Dipartimento di Stato guidato da Hillary Clinton. La situazione può creare le condizioni per frodi, recita ancora il documento di controllo del Ministero degli Esteri americano, sostanzialmente perché individui corrotti potrebbero occultare comportamenti illeciti omettendo documenti chiave. Insomma, in poche parole, non ci sono le pezze d'appoggio per una spesa di ben 6 miliardi, le pezze giustificative, chiamiamole così, per ben 6 miliardi di spesa al Dipartimento di Stato americano, il 10% del budget ufficiale. Parole molto dure quelle del rapporto sulla gestione finanziaria e economica dei fondi del Dipartimento di Stato americano sotto Hillary Clinton, e la stampa americana ha rimarcato che queste pecche riguardano quasi soltanto gli anni in cui Hillary Clinton era segretario di Stato. Il rapporto dell'ispettorato porta tanti esempi, a cominciare dallo scandaglio di 155 operazioni relative all'attività in Iraq. Solo per l'Iraq mancano del tutto i documenti di 33 contratti per una cifra aggregata di 2 miliardi e 100 milioni di dollari. Per altri 48 appalti la documentazione c'è solo parzialmente, mentre appena 34 contratti hanno le carte complete. Quanto all'Afghanistan, 0 carte per 1 miliardo di spesa, mentre più contenuta è la zona grigia per il settore dell'Africa, solo 35 milioni di dollari privi di documentazione. Si sono scoperti anche casi di palese frode, sempre secondo il rapporto, che parla di un appalto da 52 milioni di dollari assegnato a una compagnia di proprietà del coniuge di un impiegato dell'ente, nonché di un contratto da 100 milioni di dollari, i cui documenti sarebbero stati nascosti per un certo periodo di tempo. Hillary Clinton e i suoi parenti non commentano, mentre dal Dipartimento di Stato parla la portavoce Marie Harf. È solo una questione burocratica, non è che noi quei 6 miliardi li abbiamo persi, rimedieremo. Però l'inchiesta, che è iniziata nello scorso autunno e si è conclusa il 20 marzo scorso, sembra un'inchiesta che documenta in maniera chiara
scusate l'ossimoro, ma documenta che non ci sono documenti per 6 miliardi di spese al Dipartimento di Stato americano, guidato da Hillary Clinton dal 2009 al 2013. Tornando invece alle cose belle d'Italia, rientrano oggi a Civitavecchia. A Civitavecchia era attraccato quel famoso Panfilo Britannia che abbiamo citato prima, sul quale sale a bordo Draghi, direttore generale del Tesoro, per incontrare coloro che poi avrebbero partecipato alla poderosa e lucrosa partita delle privatizzazioni. A Civitavecchia rientrano oggi altri 2 navigli di altro tenore e spessore. Erano salpati il 13 novembre scorso la portaerei Cavour e il rifornitore Etna, nonché la fregata Bergamini e il pattugliatore Borsini. Erano impegnati in una missione, vi ricorderete forse, di promozione del Made in Italy. Il 13 novembre scorso erano partiti sotto il governo Letta per promuovere il Made in Italy nel Mediterraneo. Hanno percorso 21.529 miglia, tanto di quel bel carburante è andato in queste 4 navi, hanno toccato 21 porti in 20 paesi del Medio Oriente e dell'Africa, 13 porti africani, 7 medio orientali, alternando attività militari, umanitarie e di promozione del Made in Italy, grazie alla trasformazione di parte dell'hangar delle portaerei in esposizione di prodotti delle aziende della difesa e di altri settori trainanti dell'economia e dell'Expo 2015. Aziende che hanno sponsorizzato la missione, i cui costi e le finalità hanno però sollevato non poche critiche. La Marina Militare ha previsto spese per 33 milioni di euro, dei quali 13 sarebbero comunque stati spesi anche se le navi fossero rimaste in Italia. Dei restanti 20 milioni, 13 sono stati coperti dagli sponsor, mentre i 7 destinati alle indennità del personale sono a carico dell'erario del Ministero della Difesa. La Marina Militare ha mostrato i suoi gioielli tecnologici ai paesi arabi che potrebbero acquistarli e ha fornito consulenza e addestramento alle marine dei paesi africani emergenti che grazie a gas e petrolio potranno permettersi navi ed equipaggiamenti. Le attività umanitarie delle organizzazioni non governative Fondazione Rava e Operation Smile hanno consentito di visitare oltre 2.500 persone, per lo più bambini, effettuando 161 operazioni chirurgiche e donando 605 paia di occhiali. La missione del 30° gruppo navale rischia però di restare un'occasione perduta, scrive oggi il Sole 24 Ore, perché a fronte dell'impegno militare e industriale è mancato il supporto governativo. Se si esclude la visita dell'allora vice ministro agli esteri Lapo Pistelli, salito sulla Cavour in Bahrain, nessun esponente dei governi Letta e Renzi ha raggiunto le navi italiane. Paradossale che una missione battezzata Il Sistema Paese in Movimento abbia lasciato soli l'ammiraglio Paolo Treu alla guida del gruppo navale e gli ambasciatori nei diversi paesi a gestire i rapporti con i governi arabi e africani. In alcune tappe sono stati presenti i vertici militari della Marina e della Difesa, ma il tour andava sostenuto con visite a livello politico per instaurare rapporti e impostare contratti e commesse gestite a livello governativo. L'unica visita pianificata dal ministro della Difesa, all'epoca Mario Mauro, per la firma di un accordo con l'Angola è saltata all'ultimo momento. In ballo commesse militari per 1.200 milioni, ma le dimissioni di Enrico Letta hanno indotto Mauro a cancellare la visita, facendo infuriare l'Angola, che deve comprare le armi dall'Italia per 1.200 milioni, visto che in Angola magari qualcuno ha fame, però le armi sono più utili del cibo. Il ministro Roberta Pinotti ha disertato l'ultima tappa della missione navale in quell'Algeria che guida le spese militari di tutta l'Africa del Nord. Delegazione assente a fine marzo anche a Doha, in Qatar, al salone navale con ampia presenza di aziende italiane, a cui non è mancato invece il ministro della difesa francese Le Drian. Da settembre è stato in Qatar 6 volte e ha portato a casa contratti per miliardi di euro, scrive oggi il Sole 24 Ore, che parla della missione Cavour per promuovere il Made in Italy per l'Expo 2015 e compagnia bella, delle 4 portaerei, la portaerei Cavour, il rifornitore Etna, la fregata Bergamini e il pattugliatore Borsini, che sono andati in giro per il Mediterraneo
per 13 porti africani e 7 medio orientali dal 13 novembre fino a oggi. Oggi rientrano a Civitavecchia. Un bilancio in chiaroscuro, spesa 33 milioni di euro. Sono molte delle nuove attività che fioriscono nella languente economia italiana. A testimoniarlo una volta di più è anche il quotidiano Il Secolo XIX di Genova, che parla di una nuova ondata di bar e ristoranti stranieri, in questo caso nel capoluogo ligure. Da inizio anno è un boom di iscritti cinesi ai corsi della Confesercenti. Cresce il numero degli imprenditori cinesi, sono il 40% del settore. I nuovi imprenditori cinesi sono sempre di più, sempre più giovani. L'età media degli aspiranti commercianti, settore quello del commercio, giusto appunto, che nei primi mesi del 2014 si sono iscritti ai corsi della Confesercenti per conseguire il REC, cioè letteralmente il requisito professionale per il commercio, l'età media è inferiore ai 30 anni. Ragazzi con acconciature alla moda, ragazze con gonne corte in perfetto stile manga, un italiano appena masticato, ma alcuni lo parlano benissimo, stanno aderendo in gran numero ai corsi delle associazioni di categoria che formano al rispetto degli standard di legge in materia di igiene, sicurezza e salute, confermando che il boom dei ristoranti cinesi a Genova è tutt'altro che esaurito. Su 150 iscritti ai corsi di Confesercenti tra gennaio e aprile, 4 su 10 arrivano dalla Cina. L'intraprendenza non c'entra, le mode alimentari neppure, semplicemente il mercato del commercio ha lasciato molti spazi e in quegli spazi chi ha capitali a disposizione trova il momento buono per aprire nuove attività. Gli italiani che vogliono aprire una nuova attività che preveda la somministrazione di alimenti o bevande continuano ad essere la maggioranza, ma è una maggioranza che diventa una maggioranza sempre più risicata, il 55%, ma in alcuni corsi, specie in quelli caratterizzati da più alta concentrazione oraria, gli stranieri compongono anche l'80% delle iscrizioni registrate da Confesercenti. Questo la dice lunga anche sulle attività che verranno aperte, anzi sul tasso di apertura di nuove attività che è ampiamente nelle mani degli stranieri e in particolare dei cinesi, perché le percentuali lo dicono chiaro. Qui non c'è nessuna valutazione di giudizio, sono numeri e sono dati. Sempre più negozi vengono aperti da capitali, imprenditori e lavoratori stranieri. L'80% di iscrizioni registrate da Confesercenti in alcuni corsi, che per il resto sono anche obbligatori per avere il REC, cioè per aprire esercizi pubblici di somministrazione, bevande, ristorazione, eccetera, bar, insomma, e ristoranti, l'80% è composto di persone che, delle persone che devono frequentare questi corsi, è composto da stranieri.
Noi ci fermiamo qui, parliamo domani di Ungheria se ce la facciamo e di tutto il resto. Intanto chiudiamo, abbiamo sentito prima Bach rivisto alla russa, e chiudiamo con un classico invece, senza rivisitazioni strane, la fuga in Do minore per 2 pianoforti K426 di Mozart. Siamo partiti da Venezia e andiamo in là, dall'altra parte.